è scolpito nella Costituzione, il 116,3. E anche quando a volte sento, ma ogni tanto insomma, c'è qualcuno, è capitato nei dibattiti, anche devo dire nel confronto parlamentare, ma io sono contrario all'autonomia differenziata, e significa che sei contrario alla Costituzione. Cioè, lo voglio dire per evitare, diciamo, che ci possano essere dibattiti surreali su temi, cioè chi è contrario alla Costituzione deve proporre la modifica della Costituzione. Voglio riprendere le parole del Presidente della Repubblica nel saluto alle cariche istituzionali del Natale scorso, quando ha sottolineato che l'autonomia rafforza l'unità nazionale, l'autonomia dentro il perimetro della Costituzione. Il nodo è come la fai l'autonomia, il nodo è se la fai perequando, attuando il principio di sussidiarietà e riducendo le diseguaglianze, stai attuando la Costituzione repubblicana vigente. Se ti fidi delle regioni, dai nuove responsabilità alle regioni e rafforzi il ruolo dei comuni, stai costruendo un quadro che necessita di una riforma dei servizi pubblici locali e il Parlamento deve essere conseguente.